Dal 31 gennaio al 4 febbraio il Veneto, l'Assise, diventa la capitale italiana dell'apicoltura. È un momento per fare il punto del settore, è un momento per rilanciare l'importanza dell'attività degli apicoltori e l'importanza delle api per tutta la biodiversità del nostro sistema ambientale. Quindi il Veneto protagonista ancora una volta. Il Veneto è la prima regione in Italia per numero di apicoltori, 9.740, che negli ultimi 3 anni sono cresciuti del 30%. Questo per dire che l'apicoltura è molto diffusa nel nostro territorio ed è in continua crescita. Ma le problematiche che hanno gli apicoltori, piccoli o grandi, sono le stesse. La conoscenza per gestire un alveare, essere professionisti o apicoltori piccoli, è identica. Ecco perché la nostra associazione fa tanta attività di formazione per tutti gli apicoltori. Però stiamo vivendo una situazione drammatica soprattutto per i professionisti che vivono di apicoltura. Il calo dell'80% della produzione legata all'andamento climatico del 2023 li ha messi in ginocchio. Ecco perché noi con questo congresso che svolgeremo alle Assise dal 31 di luglio al 4 di febbraio di apicoltura professionale rivolgiamo anche un appello alla Regione perché con i suoi strumenti che possono essere l'H18 o il PSR vengano incontro a queste situazioni di difficoltà che hanno gli apicoltori professionali. Il 38° congresso si terrà all'Assise dal 31 gennaio al 4 febbraio. I temi del convegno sono molteplici, in particolar modo tratteremo il cambiamento climatico con un esperto europeo che è stato presidente del gruppo Copacogea. Altri temi importanti sono sicuramente quello di resilienza per dare degli strumenti alle nostre aziende per superare questo difficilissimo momento di crisi. Purtroppo il miele non si sta vendendo, si sta facendo fatica a trovare modo di mettere sul mercato questo miele pregiatissimo perché è miele italiano, ma purtroppo in questo momento il mercato è fermo e purtroppo il nostro mercato è invaso del miele cinese. Non voglio nemmeno chiamarlo miele cinese, ma voglio chiamarlo sciroppo perché bisogna dare il nome preciso all'alimento giusto e si chiama sciroppo perché non c'è nulla di miele, ma ci sono semplicemente dei mix di sciroppi. Il nostro miele, il miele italiano, il miele degli apicoltori italiani è sicuramente un miele che arriva dalle api e quindi dai fiori. Il messaggio che voglio dare ai consumatori è salvare le api, ma come salvare le api? Voglio dare un'indicazione di come poter fare a salvare le api. Le api si salvano comprando del miele italiano, perché ci sono gli apicoltori che avendo una retribuzione giusta possano così salvare le api. Quindi se volete salvare le api comprate del miele italiano.